È una tra le ricette più cliccate sul web ed è il dolce italiano più famoso nel mondo. Si tratta del tiramisù, le cui origini pare siano proprio trevigiane. E si presenta a Treviso come da tradizione la Tiramisù World Cup 2019, la sfida più golosa dell'anno. Giunta alla sua terza edizione, la Tiramisù World Cup conta già centinaia di appassionati chef da tutto il mondo, rigorosamente non professionisti, che si stanno allenando per sfidarsi nella preparazione del tiramisù. Savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao per la ricetta originale. E con la possibilità di aggiungere fino a 3 prodotti e di sostituire il biscotto per la ricetta creativa. La parola all'ideatore della Tiramisù World Cup, Francesco Redi. La Tiramisù World Cup nasce con l'obiettivo di legare un brand forte e popolare che è Tiramisù ad un territorio che turisticamente ha tantissime componenti e tantissime attrazioni, ma che comunque ha bisogno di una certa dose di visibilità che il tiramisù gli dà. È effettivamente un progetto che porta il Made in Italy in giro per il mondo, tanto che quest'anno diventa itinerante con delle tappe in Italia e all'estero. Sono molte le novità di quest'anno, a cominciare dallo Spritz Time, il tanto amato aperitivo da accompagnare a questo magnifico dolce. Abbiamo deciso di focalizzare il tema di quest'anno, di questa edizione, allo Spritz Time, ovvero quel periodo della giornata in cui tutti quanti un po' ci rilassiamo, che ci permette un po' di godere il tempo libero, di assaggiare lo spritz, ma non solo lo spritz, anche altre bibite, il prosecco, altre bibite analcoliche, ma anche tutti questi cicchetti, e di vedere anche attraverso questo momento conviviale gli scorci, il panorama di Treviso. La Tiramisù World Cup, in sole 3 edizioni, si è fatta conoscere anche all'estero, dove il dolce di Treviso non è solo apprezzatissimo, ma è diventato un simbolo del Made in Italy. Una manifestazione importante, non solo per la città di Treviso, ma per l'intera regione Veneto, ha affermato Federico Caner. È un'iniziativa che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio come Regione Veneto, già da quando è partita, e abbiamo visto che i flussi turistici aumentano. Questa è un'iniziativa bella per la città, per i cittadini trevigiani, per tutti i veneti, ma soprattutto per le decine di migliaia di turisti che arrivano al nostro territorio. Io ricordo sempre che quasi il 25% dei turisti che si muovono a livello internazionale lo fanno con una motivazione legata all'enogastronomia, al mangiare bene e al bere bene. Un vero tesoro, un biglietto da visita per la città. E anche se ci sono ancora molte domande irrisolte sulla vera origine di questo dolce, l'invito è quello di venire ad assaggiarlo proprio qui a Treviso, alla prima grande competizione mondiale del tiramisù. Questo è un dolce che è conosciuto a livello internazionale. Ovvio che noi abbiamo la presunzione di dire che è un dolce trevigiano, c'è qualche amico friulano che dice che in contemporanea è nato anche in Friuli, questo non importa, il fatto sta è che siamo stati gli unici come Treviso e come Regione Veneto a inventarci questa Tiramisù World Cup e quindi a dire che il miglior tiramisù del mondo comunque si fa qui e chi lo vuole assaggiare deve venire qui.